Va ora in onda Grafologia con Renato Pasqualotti. Impara a conoscerti dalla tua scrittura. Un buongiorno a tutti i radioascoltatori, a tutti i telespettatori. Renato Pasqualotti, il grafologo da Veneto Globe, Radio Conegliano. Oggi vorrò parlarvi di un altro pittore veneto, pittore del Rinascimento, che è Paolo Cagliari, detto il Veronese. Però a differenza delle altre puntate, oggi voglio parlarvi soprattutto del carattere che posso vedere dalla scrittura di questo artista. Nato nel 1528 a Verona e morto a Venezia nel 1588, quindi a 60 anni. Che cosa dice Girolamo Moretti, il padre, il fondatore della grafologia italiana? Girolamo Moretti ha studiato un po' tutti gli artisti, a partire dal 400 per arrivare ai pittori del Novecento. Di Paolo Veronese dice questo: la sua intelligenza è fortissima, davvero genio, ha a sua disposizione la critica su qualunque cosa, tanto altrui come propria. E poi interessante, dice, parlando della sua arte che vediamo dalla scrittura, dove i segni grafologici sono significativi perché abbiamo un alto grado di diseguale metodico, che è il segno tipico dell'arte. Abbiamo il tratto leggero di filiforme, quindi indica delicatezza d'animo, sensibilità. Abbiamo il segno pendente, che vuol dire entrare, assimilare dal punto di vista delle proprie capacità l'arte pittorica. Poi ha dei vezzi, il riccio dell'ammanieramento, e questo servirà, poi lo troveremo nella pittura, quando decora, entra nei particolari, nei dettagli pittorici dei protagonisti. Allora, dell'arte lui dice questo: la sua non è un'arte fatta di reminiscenze, di riproduzioni, di copiatura, ma di forza totalmente creativa, con una rifinitezza sbalorditiva. Egli tende a rifinire i più piccoli dettagli, quasi che ciascun dettaglio debba far da sé, e da sé possa operare completamente. Gusta e penetra in modo sorprendente tutte le belle arti, gusta la musica profonda che sia come un ragionamento fatto con la melodia e con l'armonia. L'arte a cui tende è l'arte figurativa, panoramica, scenografica, l'arte che ha oggetto il campo visivo dei colori nei più svariati e minuti particolari. Con i colori, il soggetto riesce a far parlare una foglia, un masso inerte, un sassolino, un'alga bionda e ricciuta abbandonata sulla spiaggia dal mare dopo una nottata tempestosa. Ecco, quindi provate un po' a sentire quanta poesia c'è in Girolamo Moretti nel descrivere non tanto la parte pittorica, perché Moretti ha conoscenza della pittura, ma quanto lui può ricavare dalla scrittura dell'artista. È raffinatissimo, preso e padroneggiato da intenerimenti sessuali, da ribollimento di fantasia che tendono a sboccare in sensualità incoercibili, ma però in modo banale, ma con l'arte del conquistatore forbito ed elegante. Tutte queste caratteristiche le andiamo a trovare appunto nei segni grafologici. Questo intenerimento, questa parte sessuale, lo troviamo nel segno aperture a capo, che troviamo quindi nelle lettere A, nelle lettere O, che non hanno una chiusura al vertice. La scrittura è anche fluida, molto scorrevole, che sta a significare appunto la disinvoltura con cui il pittore tratta vari argomenti. Allora andiamo ora a vedere Paolo Cagliari, il Veronese, chiamato appunto Veronese quando in terra di Venezia lui è andato nelle varie botteghe dei pittori di allora,
Teniamo conto che appunto Veronese è nato nel 1528, mentre Tiziano è nato nel 1480, quindi c'erano quasi 50 anni di differenza tra l'uno e l'altro. E quindi c'è sempre stato un grande rispetto da parte del Veronese nella figura del Tiziano. Però Veronese, proprio come ha scoperto anche Girolamo Moretti dalla scrittura, ha cercato una pittura tutta sua, tutta particolare. Non è andato ad imitare il Tiziano, se non lo troviamo eventualmente in modo sfumato nella pittura più matura del Veronese. Lui ha cercato una coloritura tutta particolare, fatta soprattutto di contrasti, quindi non di sfumature, con dei contorni delle figure ben definite. È una pittura scenografica la sua. È anche architetto, se vogliamo, dal punto di vista pittorico. È stato l'aiuto anche del Palladio, grande architetto che noi tutti conosciamo, con il quale ha molto collaborato, soprattutto quando parliamo della Villa Barbaro di Masère. E vorrei fermarmi proprio qui. Villa Barbaro, che è stata affrescata dal Veronese tra il 1560 e il 1561, una delle più famose ville del Palladio, ha trovato una perfetta collaborazione tra i due. Che cosa possiamo vedere in Veronese? Veronese ha rispettato la parte architettonica che poi troviamo molto spesso nelle sue rappresentazioni. Parliamo poi dei banchetti, parliamo di scenografie dove la parte sicuramente architettonica è predominante, con le figure all'interno. Pensiamo al banchetto in casa di Levi, dove la figura del Cristo si accompagna a queste figure rinascimentali in una perfetta armonia. Sotto queste grandi volte, che sono appunto le rappresentazioni cinquecentesche del Palladio. In Villa Barbaro l'originalità è dimostrata proprio dal fatto che questa perfetta sintonia tra l'architetto e il decoratore ha portato a dei giochi estremamente interessanti. Noi troviamo queste figure viste da sotto, e troviamo la committente, un po' la padrona di casa con la propria serva, troviamo dei cagnolini che si alternano a figure che si affacciano come Trompe-l'œil a queste porte che sono irreali, quindi molte suggestioni soprattutto nella parte centrale. Di tanto in tanto poi vediamo un paesaggio che dà verso l'esterno, con queste grandi aperture, questo movimento di cavalli, di carrozze, di un ambiente esterno dove il verde è un verde delicatissimo, verde tipico dei colli asolani. È un verde che poi tutti i pittori conoscono, perché si chiama appunto, chi va a cercare il colore, i tubetti ad olio, troverà il verde veronese, quel verde molto delicato che tende leggermente al colore grigio. Quindi troviamo queste illusioni, queste suggestioni dentro questa Villa Barbaro, che io inviterei tutti, se non l'hanno fatto, di visitare a Masère, nella zona vicino ad Asolo. Poi lui è ritornato a Venezia e ha decorato il Palazzo Ducale, e qui lo troviamo in collaborazione con il Tintoretto. Ci sono stati anni molto cupi poi, perché nel 1576 c'è una grande epidemia di peste a Venezia. Ecco che allora anche la sua pittura ne risente. Le scene sono più cupe, più drammatiche, sono per lo più scene notturne, e qui troviamo delle grandi immagini di crocifissioni, con ambiente molto di tensione, molto drammatico. Qui non ci sono più i contrasti di colore che abbiamo trovato in periodo giovanile del Veronese, ma usa più la tecnica più vicina al Tiziano, una tecnica dello sfumato.
Quindi, che cosa possiamo dire del veronese? Innanzitutto che ama le grandi pitture, le grandi tele. Immaginate che abbiamo tele di circa 6,50 metri nel banchetto di casa di Levi, le nozze di Cana. È interessante per la luminosità dei colori che ricorda un po' il Correggio in ambiente emiliano. Queste grandi figure, come avevo detto anche precedentemente, tutti sono stati influenzati un po' da Michelangelo nelle volte della Cappella Sistina e molto spesso, poi avvicinandosi anche a Giulio Romano, noi troviamo queste figure mastodontiche, muscolose, ingombranti se vogliamo dentro certe tele. E poi troviamo i ritratti. Ha lavorato anche come ritrattista, come lo è stato poi il Tintoretto in ambito veneziano. Ma a differenza poi del Tintoretto, noi troviamo queste figure prese per intero, quindi non soltanto il volto o il mezzo busto. E questo lo differenzia molto dalla pittura che era molto ricorrente per i committenti appunto a Venezia. Ritratti intensi, ma anche molto accurati nei dettagli dell'abbigliamento. Quindi ritorniamo ancora a vedere queste caratteristiche, come dice appunto Girolamo Moretti, il padre della grafologia, nel segno della delicatezza del filiforme. Anche il calibro della scrittura di Veronese è un calibro piccolo, quindi il segno è il segno minuta. Il segno minuta che indica questa attenzione ai particolari, questo accorgimento di entrare dentro l'animo degli individui che va a rappresentare. In un brio, in un movimento per cui troviamo delle persone che si muovono all'interno di questi banchetti, troviamo anche gli animali, le scimmie, gli uccelli, i pappagalli, i cani, dentro proprio queste scene domestiche, però sicuramente scene aristocratiche. Pittore interessante, ma anche un grande disegnatore. È il disegno che accompagna la pittura e noi sappiamo che la pittura veneta è soprattutto una pittura di colore. Il disegno lui sicuramente lo ha preso un po' dalla pittura toscana, dalla pittura emiliana e ha accompagnato appunto quella coloritura tutta particolare. Direi che questo pittore, morto appunto a 60 anni, ci ha lasciato con queste ultime scene un po' cupe, un po' drammatiche. Il pittore poi è morto appunto a Venezia nel 1588 ed è stato sepolto nella chiesa di San Sebastiano a Venezia appunto. Con questo io saluto i telespettatori, tutti i radioascoltatori, ritornerò la prossima settimana a parlarvi del Palladio, dato che Veronese ha collaborato con il Palladio, quindi vi parlerò di Palladio come architetto. Auguro a tutti una buona giornata e ci sentiamo la prossima settimana. Buongiorno a tutti. Avete ascoltato Grafologia, un'esclusiva Veneto Globe e RC Radio.